incontrarsi per discutere della manovra finanziaria. La conferenza è stata poi estesa di concerto con il comune di Portogruaro agli altri colleghi della provincia di Venezia. Non è una manifestazione contro qualcuno, non vuole essere un incontro, discussione politica nella quale i sindaci al termine restituiscono fasce al prefetto o scendono in campo contro qualcuno, ma avrebbe la pretesa di essere un'iniziativa costruttiva nella quale nel corso del dibattito ognuno di noi possa dare delle indicazioni ai nostri parlamentari, che ringrazio per aver accolto l'invito, su eventuali emendamenti, proposte da portare in discussione nelle aule del Parlamento. Discutiamo di una manovra che in termini di principi stabilisce in primis un grosso limite per i comuni. Io sono sindaco di un comune piccolo ed è un problema che sento, certamente legato per esempio al divieto di assunzioni. È una manovra che prevede delle minori trasferimenti alle regioni, alle province e ai comuni per un certo quantitativo di fondi, e una manovra che stabilisce che non rispetta il patto di stabilità e lo sfora, comporta una decurtazione degli trasferimenti, se provvede a una mancata certificazione, un azzeramento dei trasferimenti, e per quanto riguarda le regioni a statuto speciale che sforano, queste devono provvedere al versamento del dovuto allo Stato. Gli enti che sono soggetti al patto di stabilità devono ridurre le spese del personale. Questi enti locali possono dedicare all'assunzione il 20% delle spese risparmiate per le cessazioni del personale, e gli enti con spese di personale maggiore al 40% delle spese correnti non possono provvedere alle assunzioni. C'è una legittima indicazione e credo anche corretta di riduzione di quelle che sono le attività, i settori di presenza che vengono corrisposti a CDA, collegi e quant'altro, CDA di enti che devono comunque contenersi nel limite di 5 membri con sindaci massimi di 5 membri, devono essere ridotte spese quali quelle dei convegni della pubblica amministrazione che devono essere inferiori all'80% della spesa del personale. Non sono più possibili sponsorizzazioni, e questo evidentemente in determinate situazioni può certamente essere una previsione corretta. Penso per esempio a quelle regioni che hanno sponsorizzato le iniziative del campionato mondiale come recentemente è avvenuto, ma in altri casi molto più semplici evidentemente può complicare il rapporto della pubblica amministrazione, in particolare dei comuni, nei confronti delle associazioni locali con le quali spesso si opera. Poi evidentemente si interviene su quelle che sono l'impossibilità di aumenti di capitale sociale di società in perdita da 3 esercizi e su quelle che sono le spese di gestione degli immobili che non devono essere superiori al 2% del loro valore. Per quanto riguarda i comuni inferiori ai 5.000 abitanti, devono provvedere a svolgere in forma associata le funzioni fondamentali, e se questo è certamente virtuoso da un lato, dall'altro sappiamo che spesso quelle che sono le eterogeneità territoriali creano delle difficoltà alla possibilità di mettersi insieme per i comuni. Credo che questo possa essere certamente uno stimolo. I comuni superiori ai 5.000 abitanti devono provvedere all'istituzione del consiglio tributario, quindi il 33% delle somme riscosse rimane ai comuni, invece i comuni inferiori ai 5.000 devono provvedere a consorziarsi. I comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti devono provvedere alla creazione della società a meno che non siano partecipate in termini paritari o proporzionali alla popolazione. Questi sono indicativamente i principi di questa riforma. Riteniamo, io esprimo un parere personale, ritengo che la riforma vada fatta. È inevitabile per la situazione economica che il Paese sta vivendo, ma che non sta vivendo in termini personali, sta vivendo in un contesto molto più ampio come quello europeo. Certamente se la riforma va fatta da un certo punto di vista non ritengo totalmente corretto, ma parlando con i colleghi mi sembra che tutti convengono su questo principio, la stessa non debba trattare i comuni più virtuosi come i comuni meno virtuosi, o comunque più in generale le pubbliche amministrazioni più virtuose rispetto a quelle meno virtuose, e quindi pagare tutti in maniera uguale, forse mantenendo correttamente
sarebbe più auspicabile che all'interno della stessa possano esserci delle differenziazioni a seconda appunto delle diversità, delle capacità degli amministratori e quindi dei comuni. Fatta questa premessa, le proposte verranno avanzate da questa assemblea, prima di tutto dal vicepresidente dell'ANCI Veneto, che già ci porta tutta una serie di indicazioni che sono scritte, che potete trovare anche nel materiale che vi è stato distribuito. Auspichiamo che i comuni possano essere ascoltati in quelle che sono le indicazioni che vengono date e che le medesime non vengano in qualche modo impantanate in quello che spesso il dibattito politico porta muro contro muro a seconda delle appartenenze. Noi riteniamo che come territorio orientale, in generale come territorio di Molise e Venezia e ancora più in generale come Regione Veneto, stante il fatto che è comunque una regione che si è sempre contraddistinta nella pubblica amministrazione, si possa trovare una forma di omogeneità politica che porti ad un'iniziativa comune che possa essere condivisa dalla totalità. Grazie, buon lavoro e passo la parola a